Bella raga, ciao a tutti dal commentone veneziano, Fioi, siamo su un unboxing dopo i Pokémon 151, andiamo con l'Orcana, avevo detto che volevo portare un altro unboxing di carte dopo i Pokémon, andiamo con l'Orcana. The first chapter, come volete voi, additional game cards. Disney Lorcana Trading Card Game, Che classe ragazzi. Buon Fioi, allora direi di partire. Diciamo che se secondo i Pokémon voglio fare solo i 151, qua mi piacerebbe fare tutte le varie espansioni perché Disney comunque con i personaggi così devo dire che è tanta robina. Chiaro, solo le regole al massimo qualche carta particolare, le enchanted sono 400 euro, 200 euro, vabbè, sinceramente senza un senso logique, contando che non cioè neanche si gioca a sto gioco, nel senso non è solo da collezione, anche no. Mettiamoci così, no aspetta, così, e andiamo con uno degli unboxing più forse fantasmagorici della storia, speriamo. Diciamo come carte che vorrei trovare, cioè carte, le enchanted non mi fare, cioè almeno uno sarebbe bello. Delle leggendarie, che sono quelle più semplici, beh, Belle sicuramente, Mickey Mouse, Brave Little Tailor, bellissima ragazzi, ma che classe ho? Che non vale un cacchio, però è bella. E dopo abbiamo Bripe Pared, che però non è mitica, cioè nel senso non è leggendaria, però c'è Scar che è il mio idolo, l'idolo della Sud, e dopo le altre, vabbè, sono tutte belle, insomma, cioè, come si dice? Oddio ragazzi, panico come indiano, qualsiasi cosa troviamo comunque è bella perché Disney, a parte certi personaggi che non conosco perché sono magari della nuova, come si dice, i nuovi film che magari non ho visto perché da buon boomer io mi guardo solo i classicissimi. Bene, io direi di partire, apriamo questo. Sarebbe bello trovare l'Enchanted, però sarei felice. Ma così, tanto così, aspetta però, aspetta. Ok, adesso qua facciamo le solite cagate comendiane perché sapete che il cume è famoso. Aspetta un attimo, sorry guys, perché c'è questo, vabbè, lo teniamo così e fotte sega. E qua abbiamo direi pacchetti, signori, si parte, l'Orcana. Allora, ripeto, beh, sicuramente Simba, Enchanted, tanta roba, però non ho mai culo su ste robe, diciamo che le carte migliori che ho tra Magic e tutto le ho comprate, quindi voglio dire, la vedo un po' difficile. Caro un pezzo del puzzle e andiamo signori. Allora, Magic Golden Flower. Speriamo di trovare poche doppie perché voglio il più possibile chiudere la collezione. Però dobbiamo metterli in ordine, vediamo un attimo, perché vorrei già metterli in ordine di numero, quindi tipo tutti dal 160 al 161, robe così. Allora, 169. Qua abbiamo già due doppie, perfetto, Goofy, il buon Goofy. Madonna, tre carte che mi ricordo di avere già, perfetto. Tutto molto bello. Freeze. No, ma me la faccio dopo sta cosa perché sennò perdiamo troppo tempo. Bella questa mi piace, questa me la godo, molto bella. Ok, Donald Duck, me lo godo. Elsa, molto bene. E questo, perché è così? Oh cazzo. Capitan Hook, so, queste sono storte, non capisco il perché. Non l'ho capita. E Cerberus foil. Non ho capito, forse devo... cioè, è molto strana sta cosa. Ragazzi, è un box buggato. Qua ci saranno 10, ci sono tutte le 8 le enchanted. Qua aspetta. Un altro pezzo del puzzle, già doppio, perfetto, speriamo di riuscire a farlo. Siamo gli unici Mickey Mouse, ma non è quello che voglio. Peter Pan, bellissima. Simba, molto bella anche questa. Jafar. Aladdin. Simba, futuro re, molto bello, che hanno però delle artwork fantastiche. Ok. Pascal. Ma perché sono così? Ma sto sbagliando io qualcosa? Non lo so, figlio. Ma non so come cazzo fare però, perché... come faccio? Qua c'è comunque una mitica foil.
Beh, vabbè, però no, non è foil, scusate, devo un attimo capire. Ans, non so perché è storta, boh. Gaston, foil. Io non sto capendo, ragazzi, cioè, ma quali sono i trick, non trick, ma non sono capace a fare i trick, sono l'anti-trick per eccellenza, cioè, io ve lo dico. Finora un inizio un po' così. Qua un pezzo del puzzle. Vai. Ok. Bello. Poi spero che ci sia anche gas gas nella, come si dice, nelle varie espansioni, perché è uno dei miei personaggi preferiti. Ok, Belle, ma non è quella che voglio io. Ok, bella questa, bellissima. Questa è molto bella. Sto cercando di capire come non spoilerarmi le cose. Grab Your Sword. Aurora. E Prince Eric Foil. Vabbè. Ho visto di meglio, ho visto di meglio. Però qualche leggendaria la voglio, però. Questo invece è dritto il coso, non capisco, non sto capendo, non sto capendo. Qua c'è qualcosa che non mi quadra. Ok. Sebastian Godo, Tinkerbell, però purtroppo non è la versione da 200 euro. Qua abbiamo ancora doppie, ecco, però cerchiamo di trovare meno doppie possibile, grazie. Che se a me interessa quello sinceramente. Bella ancora. Maximus. Bella, questa mi piace. Niente di eccitante. Peter Pan foil, però bella, nel senso non vale niente, non è leggendaria, niente, però molto molto figa. E qua un altro pezzo del puzzle che ancora non abbiamo completato. Dico, a me a livello di artwork mi piacciono un casino, poi è piena di personaggi, secondo me la seconda espansione è ancora più bella per certi versi. Però è proprio bello. Booster fan cagare, cioè un pool scandaloso. Timon bello. Altra Tinkerbell. Peter Pan. Tinkerbell in una versione diversa. Fan Flames. Anna. Ok. Maui, questo non lo conosco, scusate, ma purtroppo da buon boomer non conosco i personaggi nuovi, chiedo scusa. Allora, scusate, stavo guardando una cosa. Un'altra. Plasma Blaster. E niente. Non riusciamo a trovare qualcosa di scoppiettata. È una dorata, però che cazzo. Cioè, veramente. Ecco, io per gli spacchettamenti ho una sfiga, raga. Una roba grande, cioè. Purtroppo sono famoso per sfighe atrocissime. Elsa. Questa mi piace tantissimo. Cioè, per certi versi le comuni sono più belle da un punto di vista proprio estetico. Ok. Lilo. Oh, ma che palle. Aladdin, bella, comunque bella. E Minnie Mouse in versione foil. Qua non c'è sta una leggendaria. Sono te sotto. I bomboni sono sotto, ragazzi. Abu. Pumbaa. Maleficent. Ancora Peter. Prince Eric. Lilo. Bella questa di Lilo.
Galactic Hero, Dragonfire, niente, Sven, Goran Eriksson, che non sta neanche bene, poverino, Maurice, questa ce l'abbiamo già, e Smash Foil. Cazzo, ma almeno mi sembra impossibile che ce n'è una sola. Boh. Donald Duck. Il signor Goofy. Hakuna Matata. Magic Broom. Simba, questo ce l'abbiamo già, cominciano a ripetersi le doppie. Maria Vergine. Scar ce l'abbiamo già però. Oh, attenzione, attenzione, Belle. Oh, questa la volevo e ragazzi, Belle è anche una carta che comunque ha un valore perché si attesta sui 21 euro, che cacchio, bella bella bella. Attenzione, è una foil anche mitica, Cuzco, bello bello, questo è un box, è un pacchetto che ci piace, bella, è una di quelle che volevo di più, che è uno dei miei personaggi femminili preferito, buono, dai che si gode, dai che si gode. Credo che secondo me l'Enchanted ce ne sono una ogni 600 pack, secondo me, che per carità ci può anche stare da un certo punto di vista perché sono rare, però ragazzi, bello, questo ci manca, anche tutto quello che ci manca è fondamentale, che devo prenderne il meno possibili. Ok, questa non l'ho ancora vista, mi sembra. Qua due le fu. The Queen e Pumba Foil, che te lo godi sempre. È giunto il momento, dai, però voglio Mickey Mouse, quello di questo qua voglio, cacchio, che è troppo faigo, magari Foil mi piacerebbe, ma tanto quello che voglio non lo trovo mai, in realtà no, perché è bello trovato, quindi come non rompere i maroni. Allora, è giunto il momento del mio insediamento, ma noi che faremo? Seguite il maestro Duke of West Longton, Christoph. Ok, Mickey Mouse, ma non è quello che vogliamo. Mickey Mouse, questo ci piace già di più. Tinkerbell, però perché non è, ragazzi, non è una versione purtroppo alternativa. E Ariel Foil, bella Ariel Foil, me la godo. Ariel Foil, me la godo. Finora non so definire se è un spacchettamento buono, perché ripeto, con Magic ho più esperienza, però le carte mi piacciono troppo, ragazzi, cioè, proprio il mondo Disney è bello, c'è poco da fare, no? Bella questa non penso di averla mai vista, neanche questa, assolutamente. Ok, Captain. Ok, ogni tanto sono storte, qua sarà la bestia. Facciamo così, suspense, perché qua mi sento che c'è qualcosa. Sì, ma sono deficiente. Bella, questa è bella, che pippa. Maleficent e Magic Mirror. Lo spacchettamento continua, il Cume fa dei trick vergognosi. Ancora sto Flounder. Questo non l'abbiamo trovato. Dai, che dobbiamo chiudere, cioè non voglio chiuderla, nel senso,
chiuderla così è impossibile, ovviamente ci vogliono almeno due box, ma ne prenderò solo uno ovviamente, però voglio arrivare il più possibile vicino. Oh bello, questo non mi ricordo, forse non ce l'ho questo, ancora, tutta non mi refo, vai, niente, Maximus, ok, Tinkerbell così molto caruccia, e questo è il quadro teoricamente completato. Lo vediamo dopo quando vediamo il quaderno. Bufasa, Bufasa. Pongo, no, Pongo non ce l'ho. Sono convinto di questa cosa, che Pongo non è nel mio carniere. Questo sì, anche questo. Aladino, il principe. Ma sì, ecco, però devono mettere Shrek, quella gente là, perché voglio... c'è la mia copia, l'omino biscottino, speriamo, cazzo che Pixar, io non so se possono mettere ste robe, cioè... Sven, Iago, bella, questa ci manca, che palle però, aspetta un attimo, secondo me è bella la foil che abbiamo dietro, che abbiamo qua, non so perché ho questa sensation. Poison Apple, bella, no, speravo fosse bella, invece no. Ci ho sperato. Però solo una Legend... Meoglioni, cioè, con tutto il rispetto. Merlino, anche questa non l'ho mai vista. Questa sì. Sebastiano sì. Questo non mi pare. Il genio, bello, molto bello il genio. Non so, adesso magari scopro che non sto neanche, cioè che le carte non si vedono neanche bene, ma raga, questo è l'unico modo che ho per capire cosa sto combinando, perché sapete che io gli unboxing e lo spacchettamento siamo due cose molto molto diverse. Ariel, qua sempre sta roba che due palle. Maleficent, questa non mi ricordo, ne ho diversi tipi ma non mi ricordo. E niente. UCS, ok, ma cioè non puoi però mettermi una solo dorata. Cioè non puoi fare questo. Ok. Chiaramente cominciano a ripetersi parecchio adesso le comunacce. Niente, se qualcuno colleziona possiamo anche parlare di fare scambi, robe, ovviamente. Moana, questo te lo godi. Olaf, questo non l'abbiamo mai visto. Ariel, però forse la versione foil. Jafar, bellissima. Che palle, oh. Raga, siamo sfortunelli. Gaston, questo abbiamo appena trovato foil. Elsa, ma non è quella che vogliamo. Genio di nuovo. Aladdin, forse sta versione non ce l'ho, non mi ricordo. Ok. Ursula. Capitano, questo non ce l'abbiamo. Ok. Questo neanche. E che palle però, oh, non troviamo una cazzo di leggendaria. Cioè, penso di essere l'unico al mondo, se ne trovo solo una, penso di essere l'unico nella storia di Lorcana. Pongo. Freeze. Stolen Scimitar. Hercules, questa mi pare che l'abbiamo, sì, l'abbiamo trovata, anche questa. Ormai le doppie si sprecano. Ok. Attenzione. Gantum, questo secondo me, cioè se potevo trovare una leggendaria forse ho trovato la peggiore della History. Vediamo, sì, credo proprio di sì. Credo proprio di sì. Beh, ho visto di peggio. 4 euro, dai. Attenzione, però questa può essere buona. Boh, secondo me niente di emozionante. Siamo a 2 leggendarie.
però boh, non so al mercato, diciamo, delle mitiche, le chiamo mitiche quelle arancioni perché mi ricordano Magic, delle mitiche foil, ecco, non lo so sinceramente, non saprei, non saprei. Vai. Comunque abbiamo capito che le enchanted sono impossibili da trovare, cioè... Ok, fire the cannons. Donald Duck, forse questo non ce l'abbiamo. Rapunzel, non mi ricordo. Rafiki mi pare di no. E qua abbiamo sto cavolo. Aspetta. Proviamo l'anti-trick. Sì, giusto. Ok. Questo, ok. Ok. Bello. Manca poco, raga, manca poco. E sono soddisfatto perché le carte mi piacciono tantissimo, raga. Cioè, non sto capendo cosa sto trovando, nel senso sono belle o brutte da un punto di vista, diciamo, collezionistico. Se c'è roba buona, a parte quelle che sappiamo, perché comunque sono collegato su Card Market. Non capisco sta cosa che certe sono storte, certe no, però questo spiegatemelo voi. Ma... Triton. Bello. Anche qua. Allora, Ans, bello, non ne ho visti di peggio. E questa ancora se mi pare di averla già, che palle. Ole, Capitan Hook. Capitan Hook. Ok. Scar, bella questa forse non ce l'abbiamo, forse. Speriamo che l'obiettivo numero 1 è completare le regular. Kronk. Beh, questa non ce l'abbiamo, assolutamente. Ora l'abbiamo già trovato. Qua abbiamo Maurice in versione foil. Bello il genio, così me lo godo però. E queste tante mitiche, qua 3 mitiche, il genio così bellissimo. Roba carina c'è. Bisogna capire le mitiche foil se sono diciamo particolari quelle che sto trovando. Questo non lo so. Cioè me ne frega niente, non è che vado a vendere, però è anche un po' la soddisfazione trovare qualcosa di un po' più ricercato, porca miseria. Però bello, sono contento perché è uno di quelli che volevo di più. Ok, questa non c'è. Questa non ricordo. Mulan. E niente, porca miseria. Ho idea che ho la sensazione, ma che hanno 3 pacchi, che finiremo con solo 2 leggendarie. Ecco, questo un po' mi dispiace perché è vero che non sono tante, perché sono 8, però che cazzo, almeno 3. Almeno 3 le meritavo. Però ragazzi, per chi ama Disney a livello di collezione e di estetica carte, straconsiglio, veramente belle, sono veramente fighe. Moana. Reflection. Ecco la solita rottura di balle. E questa secondo me è la carta delle carte Maleficent in versione così, Monster Dragon. Ok, Merlino foil e White Rabbit Pocket Watch. Dai, 3 diciamo leggendarie, me le godo. Boh, due pacchetti e finiamo. Scar, è giunto il momento del mio insediamento. Boh. Ok, qua le abbiamo tutte. Ormai le doppie si sprecano. Però non ho trovato Topolino, mi fa girare i maroni sta cosa.
Genio, questo forse non ce l'abbiamo però. Ormai le abbiamo viste. Prince, Pippo e... ok. Ultimo pacchetto ragazzi, ultimo pacchetto. Jasmine. Peccato, Topolino poteva essere la chiusura del cerchio, ma non possiamo pretendere troppo. Abbiamo capito che dobbiamo accontentarci. Belle comunque è sicuramente una delle migliori, di quelle diciamo leggendarie, penso, credo. Ok, Cinderella. Attenzione, ti prego Topolino, ti prego, ti prego. Stitch. Ma perché Stitch? Ma perché? Vabbè, però 4, alla fine abbiamo trovate 4, non possiamo lamentarci. Bene, allora raga, adesso io metto sistemo tutto, faccio vedere il quaderno e vediamo a che punto siamo. Dai, alla fine abbiamo chiuso bene, sono contento, cacchio. Ok ragazzi, ho messo tutto dentro l'album, bene, me ne mancano poche, quindi riusciamo a chiudere le regular solo con un acquisto. Però ragazzi, non so, ho trovato bella robina, perché in realtà... Vediamo come possiamo metterci in modo che si veda bene. Sorry. Aspetta un secondo, però così non si vede tutto. Vabbè, comunque... Allora, perché qua c'è qualcosina che se non vado errato, allora per esempio sto Stitch qua. Aspetta un attimo. Cioè questo... Cazzo, questa c'è una versione, c'è... Però... Cioè, la tendenza di prezzo è addirittura 38 euro, comunque una ventina di euro. Quindi non proprio malvagissimo, ecco. Quindi delle belle bombette le ho trovate. Poi andiamo avanti. Aspetta. Come possiamo vedere, cioè, ne ho trovate la maggior parte. Devo veramente fare uno sforzo piccolo per completare, diciamo, il regular set. Poi vediamo. Questo è bellissimo, perché è troppo, sto Mickey Mouse è fantastico. Poi anche delle foil che mi piace. Ecco questa per esempio, Maleficent, così che... Questa... Cioè tendenza 33, 25 euro. Cioè, voglio dire, non mi sembra proprio... male, probabilmente ho trovato le 3 leggendarie più di valore, perché venendo qua da Car Market, no, diciamo di no, perché comunque c'era Rapunzel anche, però Belle, sì, diciamo la seconda e la terza sicuramente, però. Ok, sì, qua siamo messi veramente bene, sono addirittura pagine, ecco Belle, l'abbiamo già vista, eccola qua, questa è sui 15 eurini. Cioè, mi sono quasi ripagato il box, che ripeto me ne frega, la passione va oltre. Ecco, su Simba Foil così mi piace troppo. Ok, niente raga, quindi abbiamo, questo è il puzzle, diciamo. Quindi nel prossimo video faccio vedere le carte che vado ad acquistare su Card Market e mi chiudo almeno il set regular sicuro a una cifra bassissima. Quindi ragazzi, se volete completare il set base, un box più magari un box così, più magari un boxino qua di queste che se in realtà non serve a molto, l'ho preso proprio per vedere come erano le carte. Dopo Card Market ti prendi le ultime, le mancanti, le ultime 20, 30, quelle che sono, che tanto quelle diciamo le comuni costano niente, e ti chiudi il set e godi. Raga, sotto il comune del veneziano consiglio queste carte l'Orcana per chi ama dire, diciamo, il mondo Disney e ama le carte ovviamente e gli artwork che sono veramente stupendi a mio avviso, non come Magic, che per me rimane Magic il top, però rispetto ai Pokémon per esempio io preferisco queste, ecco, cioè, ma non perché ce l'ho con i Pokémon, perché comunque secondo me i disegni di queste carte sono veramente insomma, importanti, belle, molto stilose, come piace dire il Come. Raga, alla prossima, ciao!